Siamo nuovamente collegati con Piazza di Siena, 64esima edizione del concorso ippico internazionale. In corso dunque il Gran Premio Roma, siamo all'intervallo tra la seconda manche e il barrage. Dunque sono nel totale 6 binomi che si sono qualificati per il barrage. Andiamoli a rivedere: Rodrigo Pessoa che monta l'oro piano Tombois sesto, quindi Yves Bostro Roger e Souvian Tua terzo, quindi Alessandra Lederman che monta Rocher M, poi Ludo Philippers che monta Trudo King d'Arco, Valerio Sozzi su Gaston M e quindi Frank Schlotak che monta San Patrignano Jolie Coeur. Ma a bordo campo abbiamo il nostro Lorenzo Caffè insieme ad un ospite. Esatto, abbiamo un ospite di primissimo piano, si tratta di Mario Verheiden che con Elite delle Paludi, cavalla tutta italiana, ha vinto ieri un'importante gara. Vogliamo ricordare di che premio si trattava? Del premio numero 9, piccolo gran premio, categoria barrage. E quindi con grande risultato e con grande attenzione di critiche di pubblico. Perché questo? Perché finalmente il nostro allevamento comincia a farsi valere. Si è parlato molto in questi giorni di cavalieri italiani e di cavalli italiani. Allora Verheiden, come stanno le cose? Siamo competitivi o no? Beh, iniziamo adesso a essere competitivi, anche perché ci sono adesso dei cavalli giovani italiani che iniziano ad emergere. Tra i primi la mia. Molto buono, anche perché è il primo Gran Premio internazionale che lei fa, a 8 anni, era la cavalla più giovane e spero di andare avanti così. È cominciato il barrage della gara Grand Prix Roma Fontana di Papa, quindi vi cediamo la linea e a fra poco. Benissimo, ed è proprio così, è cominciato il barrage, primo binomio sul campo di gara, Rodrigo Pessoa, brasiliano, che monta l'oro piana Tomboy, cavallo irlandese, castrone baio di 13 anni. Arnaldo? Rodrigo ha detto che per lui sarà difficile avere per fare un buon barrage perché il suo cavallo non è abbastanza veloce, ma lui però ha un cavallo che può fare un tempo, 2 tempi in meno degli altri cavalli, perciò secondo me anche lui può dire la sua. Ricordiamo che in questo barrage sono 6 gli ostacoli, in particolare l'Oxer, numero 11, quindi il verticale con cancello. Si arriva poi al passaggio di sentiero, saltato oltremodo. Fenomenale. Lui deve stare attento a questa combinazione qui. La gabbia di verticali. Perfetto, adesso lui può decidere tutto. Oxer. Spettacolare. È spettacolare. Però ancora un ostacolo, il verticale. Spettacolare, veramente. Molto bene. Adesso annotiamo naturalmente anche il tempo. 38 secondi e 93. Secondo te, Arnaldo, il tempo com'è? Il suo tempo non è male, però lui senz'altro non ha tutti i torti perché il suo cavallo, andando molto in alto, perde abbastanza tempo. Io penso che senz'altro si prende facilmente perché il tempo si può arrivare a 35-34. Benissimo. Le girate che lui ha fatto. Dal salto di Pessoa al salto della pubblicità. Pirelli P6000, controllo assoluto. Nuovamente collegati con Piazza di Siena, con Roger Yves Bost che monta Souvian Tua terzo. Ricordiamo Roger Yves Bost, doppio 0 per lui nella Coppa delle Nazioni, doppio 0 anche in questo Gran Premio Roma. È un bel barrage perché sono 5-6 cavalieri che sono, direi, dei più veloci, perciò senz'altro è bellissimo da vedere un barrage del genere. Vediamo allora quanto sarà stato veloce Rodrigo Pessoa, quanto sarà veloce e preciso Roger Yves Bost. Bisogna cercare naturalmente un compromesso tra velocità, agilità E la sicurezza di far e la tiro. sicurezza. Però penso che a questi livelli si cerca il massimo per cercare di riuscire a essere più veloci degli altri. Poi l'errore può capitare, però si cerca sempre di essere veloci. E lui è partito per essere molto veloce. Eh sì, sembra velocissimo.
traiettorie molto strette. Penso che vedendo il tempo di Iva adesso e quello di Rodrigo, lui è avvantaggiato. C'è un rifiuto dunque per Bost, adesso ritenta. Peccato però perché per lui la gara è ormai compromessa. Compromessa, non c'è niente da fare. Però cerca lo stesso di essere veloce perché queste 3 penalità non diventino 4 per il tempo. Si conclude quindi il tempo 44 e 85, 3 punti di penalità. In attesa di vedere Alexandra Lederman, la linea per un momento allo studio. Anche perché dobbiamo dare subito la notizia del Verona che ha conquistato Alessandro Fabretti a Piazza di Siena. Grazie Andrea Fusco. Dunque Alexandra Lederman sul campo di gara, ricordiamo la classifica provvisoria: primo posto per Rodrigo Pessoa, totale penalità 0, tempo 38,93. Secondo posto provvisorio per Roger Bost, 3 punti di penalità nel totale, 44,85 il tempo di questo barrage. Sembra veloce anche Alexandra Lederman. Sì, è veloce, però ha già fatto il primo elemento e il secondo salto senza rischiare. Gli altri avevano già fatto 2 tempi di galoppo in meno. C'è errore anche per Alexandra Lederman, dunque ormai gara compromessa anche per lei, e resta al primo posto. Mi è venuto Lea perché stavo leggendo Pessoa. Dunque Rodrigo Pessoa resta al comando di questa classifica provvisoria. Comunque applausi anche per Alexandra Lederman che si piazza al terzo posto provvisorio. Prossimo concorrente che scenderà sul campo di gara sarà il belga Ludo Philippers, che monta Trudo King d'Arco. Monta un cavallo belga di 9 anni, un castrone dal mantello Baio. Con questo cavallo lui ha già vinto il Gran Premio di Parigi saltando veramente bene. E lui è uno che per tirare le gare, anche se il suo cavallo può essere giovane su questi livelli, non ha nessun problema. Mentre rivediamo Alexandra Lederman nelle immagini che ci ha offerto Roberto Gambuti, diciamo che sul campo di gara c'è il belga Ludo Philippers. Abbiamo intravisto per un momento il muso di Trudo King d'Arco. Adesso è uscito anche il sole qui su Piazza di Siena, buon per il concorso ippico e per le migliaia di spettatori sono qui presenti. Ludo ha fatto gli stessi tempi di galoppo che ha fatto Rodrigo tra l'1 e il 2 del barrage, e il tempo direi che siamo quasi uguali come velocità. È anche preciso Philippers, almeno fino a questo momento affronta anche questo largo nel migliore dei modi, e adesso sta prendendo davvero un buon ritmo. In questo punto rischia Tutto, anche perché il tempo, ricordiamo, 38,93 da battere, ma non ce la fa. Dunque Ludo Philippers, nonostante il netto, si piazza al secondo posto provvisorio alle spalle di Rodrigo Pessoa. Ricordiamo il tempo di Rodrigo Pessoa, 38 secondi e 93, ma attenzione perché adesso è la volta di Valerio Sozzi. Rodrigo Pessoa conduce con 0 penalità e 38,93. Eccolo qui, primo piano per Valerio Sozzi. Grande tensione in questo momento. Sì, però Valerio, anche se non esagera troppo, ha un cavallo che ha veramente una bellissima falcata di galoppo, e senza rischiare lui può stare veramente molto più basso di Rodrigo. Bene, anche qui sul largo. Sì. Affronta adesso questa combinazione Adesso di verticali. Calmo qui. Ottimo. Adesso io direi che Fiato sospeso
può rischiare. lascia andare tutto. Può rischiare, Valerio deve rischiare a questo Guardiamo punto. anche il tempo, 30 secondi finora. Sì, il tempo è ottimo. Il tempo c'è. Oh, vai Valerio, finish. Bravissimo! Il suo tempo 38,16. Valerio Sozzi si piazza al comando, perde il cap ma non c'è problema. Valerio Sozzi al comando di questo Gran Premio Roma, va a ricevere gli applausi del pubblico di Piazza di Siena. Valerio Sozzi, primo posto provvisoria, pacche sul cavallo. Guardate il pugno in segno di soddisfazione per Valerio Sozzi. L'Alla Novo ancora più soddisfatta di Sozzi, e il nostro Lorenzo Caffè che chiede la linea per sentire la soddisfazione nelle parole di Valerio Sozzi, che però vediamo un piccolo sforzo al tuo cavallo, vediamo se riesce a fermarlo. Valerio. Attenzione però, perché adesso lo seguiamo ancora per c'è ancora un... Valerio, non so se le telecamere ci sentono. Avevo detto che andavo veloce, sono tentato. Adesso spero che lui faccia un errore. Sei felicissimo per questa affermazione? Sì, sono felice, molto. Il cavallo è andato a mille, anche il cavaliere. Sì, è un gran cavallo. Non è sportivo ma Lasciamo riposare. Grazie. Grazie. qualcosa possa accadere. Non è sportivo, dice Arnaldo Bologni, ma spera che qualcosa possa accadere. È l'ultimo cavaliere, ma è Frank Zlotak, il campione del mondo. Questo è il problema. Questo è il problema. Tutti in silenzio a seguire questo grande campione. In ogni modo non si può dire niente finché non ha finito di passare il traguardo anche Frank. Vediamo anche Valerio Sozzi che segue da vicino il suo collega tedesco. Credo ci sia Valerio Sozzi Che lì può a bordo commentare. campo, che potrebbe Vieni commentare Valerio, a te il microfono Valerio. la prova di Frank Zlotak. Vai Valerio, complimenti. Sui percorsi di Franchi c'è poco da commentare. Io spero solo che non ce la fa. E adesso sta affrontando la gabbia di verticali. Bene la gabbia di verticali. Non sto il tempo. Finora sono 27 secondi, è veloce comunque. Ecco, sull'ultimo ostacolo Frank e ha vinto il Gran Premio. E vince dunque il Gran Premio Roma. Bravo, Frank Zlotak è il migliore. è il migliore. Lui ha detto è il migliore, è stato molto sportivo Sozzi. Sì, lo abbiamo Un magnifico secondo posto, a te la linea. L'abbiamo sentito, dunque il braccio alzato per Valerio Sozzi, il pubblico in piedi di Piazza di Siena per applaudire il grande campione Frank Zlotak che vince il Gran Premio Roma, ma sicuramente da menzionare il secondo posto del nostro Valerio Sozzi che ha montato Gaston M, terzo posto per Rodrigo Pessoa sull'oro piano Tomboy, sesto sulle immagini di Frank Zlotak, del campione tedesco che ha vinto il Gran Premio Roma. Noi salutiamo da Piazza di Siena, ringraziamo Arnaldo Bologni, tutti quanti hanno permesso la realizzazione di questi servizi e diamo la linea a Roma. Trignano Jolicoeur ha ripetuto quello che già l'anno scorso sembrava irripetibile. Si è imposto per la seconda volta consecutiva al termine di 3 percorsi perfetti, 3 netti e la definitiva consacrazione. Il campione del mondo in carica ha preceduto, proprio come nel 95, un cavaliere italiano. Allora fu Govoni, oggi è stato Valerio Sozzi, in sella Gaston M. Solo 1 secondo e 82 centesimi hanno fatto la differenza. Terzo Rodrigo Pessoa, figlio del grande Nelson. L'equitazione azzurra insomma può ritenersi soddisfatta per aver tenuto testa a tutti, esclusi dalle Olimpiadi di Atlanta. I nostri cavalieri credo abbiano dimostrato di possedere mezzi, tecnici e cavalli all'altezza. Le 6 vittorie dello Xio di Roma non possono essere un caso, ma al concorso ippico di Piazza di Siena e alla regata storica delle antiche repubbliche marinare era abbinata la lotteria nazionale. Siamo in grado di dare i biglietti vincenti, dunque i 2 miliardi vanno al possessore del biglietto serie N numero 76384 venduto a Grosseto e abbinato ad Amalfi. I 500 milioni del secondo premio vanno invece al possessore del tagliando serie AC numero 95238 venduto a Milano e abbinato a Frank Zlotak per la Germania. Dunque ripetiamo, vince i 2 miliardi del primo premio il possessore del biglietto serie N numero 76384 venduto